Oggi è una grande giornata, ho portato in consiglio regionale dei ricercatori, delle menti eccezionali dell'Università di Padova che stanno lavorando da più di un anno su questo progetto per la depurazione delle acque da PFAS, un progetto ecocompatibile, ecosostenibile, con costi anche contenuti, e noi siamo il tramite tra questi ricercatori e le istituzioni che hanno poi il compito di provvedere al disinquinamento e alla salute pubblica di tutti noi, dato che il problema dell'inquinamento da FAS oggi è una vera emergenza sanitaria. Produciamo un plasma non termico sulla superficie dell'acqua. Un plasma non termico è un gas che contiene specie molto reattive, viene prodotto sulla superficie dell'acqua attraverso l'applicazione di una scarica elettrica e le specie reattive sono in grado di interagire con gli inquinanti contenuti nell'acqua per degradarli fino in molecole piccole che non sono dannose per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Si tratta di un processo ecosostenibile perché non utilizza materiali assorbenti o materiali catalizzatori che accelerano la reazione, quindi non ci sono prodotti di scarto, né vengono aggiunte sostanze chimiche che dovrebbero quindi essere prodotte, trasportate e stoccate perché le specie chimiche reattive vengono prodotte direttamente lì dove serve, sulla superficie dell'acqua. Come Movimento 5 Stelle siamo molto attenti al tema dell'ambiente e dell'inquinamento. Durante la mia presidenza commissione d'inchiesta regionale sull'inquinamento della FAS abbiamo potuto apprendere come sia complicata la vicenda FAS dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista della responsabilità. Partiamo subito con quello che abbiamo, dei ricercatori che ci mettono sul piatto un'opportunità per affrontare e risolvere immediatamente il problema nel fondo, ovvero direttamente sui territori, la bonifica dell'acqua, che è poi quella che contamina le centinaia di migliaia di persone che abitano tra Vicenza, Verona e Padova.